Ritorna in onda Casa Stipanci. E quei vis-à-vis? Ma cosa? Anche qui di sopra, di sotto, fermo assemblamento? Ma no, Ciano, no, sai che... Bon, lasciamo stare. Ah, Ciano, Ah, eccola. Dimmi. pensavo, no? Porca male adesso. Ma no, pensavo che si potesse anche andare a fare un giro. A fare un giro? Sì. Adesso? Ma sì, buono, adesso, oggi, domani, con voi. Ma dove? Pensavo che adesso è tutto addobbato qua in giro in città. Ah, beh, sì, in sto periodo. E potessimo fare un giro così, già che siamo a un tiro di schioppo. A un tiro Sì, no? Sì, no, ma dove, scusa? Non so, ma tipo in Piazza Granda, là di Palazzo Gabbia. Palazzo Gabbia. Sì, Ciano, Palazzo Gabbia, in Piazza Granda, non hai presente? Ah, quello, sì, Palazzo Gabbia. Che adesso in sto periodo c'è tutto, con gli alberi, le luci, le musichette, bello, no? Ah, sì, è bello, sicuro, ma buono, faremo, perché no? Oh, buono, perché proprio mi piacesse. Piacesse. Buono, sì, ma andremo uno di sti giorni. Ah, ma è ancora più bello di sera, col buio. Col buio. È buono, allora andremo una di stasera col buio. Oh, ecco. Basta andare dopo le 4. E portiamo anche Brian con noi, no? Ah, sì. Brian, tu volessi venire un poco con gli nonni a Torgiolone, così in Piazza Granda? Ah, ecco, adesso non ne parla proprio più dopo che ha fatto quell'uscita l'altra volta che era la pizza, la Cecilia, Lucilla. Te l'ho detto, adesso 6 mesi, niente. E dall'altra parte... Giangiulio, Dimmi. scusa un salto, ma come te fa sì, quelle 14 mascherette sapevamo, però anche coi guanti in casa, quei guanti là, Ma a parte il fatto che sei solo 3 le mascherine, solo di poche. ma comunque i guanti li ho dovuti mettere perché col freddo mi si è rovinato tutte le mani, e te sa. Sì che so, se le lavi di umano, sei logico. Però... Ma te l'ho già detto che se potessi mettere una crema, che nego, quante che te vuole. Ma te ho detto che non voglio, che non so che agenti, che ingredienti e principi chimici che c'è dentro. Sì, fa quel che te vuole, però a guardarti, a parte vedere un chirurgo in sala operatoria, non so. È il telefono, so. Sì, te mi puoi fare un favore di risponderti, che sarà sicuramente pubblicità. Ecco, adesso il bene me. Aspetta. Pronti? Pronto? Ciao Loredana. Ciao, ma chi te sono? Cosa mi vendi? Ma sono Dina, la mamma del Giangiulio. Ah, signora Dina, come sei là? Tutto bene? Ah sì, toccando ferro, se tira avanti. Sono contento per te, ma te volevi parlare con tuo figlio? Sì, se là. E dove te vuoi che sia? Sei sempre qua, a casa? Adesso te lo passo. Grazie, ciao Lori. Ciao. Giangiulio, Dimmi. sei tu mamma. Ah. Tieni qua. Ma mi pareva che era una tua amica, di tanto che... Cosa? Dammi, pronto? Ciao tesoro mio, sono Mi. Sì, ciao mami, dimmi. Come te sta? Ma te mi hai chiamato per questo? Ma sì, ero un poco in pensiero, sa. In pensiero? Ma perché? Se da ora di pranzo che non si sentimo. Sì, ma se tutto a posto? Questo è l'importante. Sì. Ma come se in casa non avevi freddo, no? Ma no, ma siamo in casa, se caldo. Allora, non si deve scherzare con queste robe. Te avevi i termosifoni caldi? Te sono vestito bene? Sì, mamma, come sempre sono in giacca. Ah, solito tuo, po'. Sì, se di lavorare... Ma casomai fate un qualcosa di caldo, Sì. bevi un
tè al zenzero e limone che fa ben, combatti i raffreddori e sostiene il sistema immunitario. Sì, mamma, farò adesso. Che te sti tempi? Anzi, no, non farti dopo una certa ora, che se no non te dormi di notte. Sì, mamma, ma adesso... E a proposito, ti dormi di notte? Sì, di solito sì. Sì, ma ti dormi abbastanza? Sì, Guarda, perché dormire poco di notte non fa bene. ma dormo, sì. Ma usi i cusini che vengo sciolto mi per la cervicale? Sì, almeno mi uso il mio, Loredana penso che usi il suo. Ah, beh, sicuro. Non penso che dormi con un cuscino solo. Era Casa Stipancic. E quei vis-à-vis? Cioè, ma allora, ma mi non ho capito, ma questi viene proprio qua dentro dove mettere la mascherina? Ma no, Ciano, lascia stare.